questa edizione di Fiercavalli un grande lavoro fatto tutto l'anno, la fa essere la più completa di sempre in termini di contenuti, la migliore fiera cavalli di sempre, dunque siamo davvero molto soddisfatti. Numeri da record, 2200 cavalli di 60 razze diverse, ma anche un'area commerciale enorme, in questo momento è il più grande centro commerciale al mondo che si occupa di tutto quello che riguarda il cavallo, con 700 espositori provenienti da 25 paesi diversi, gare, competizioni, esibizioni, tantissime novità in ogni padiglione. Sicuramente il ritorno dell'ippica è una di queste, forse la più importante dopo 25 anni a Verona Fiere, ma anche il ritorno del dressage con il numero 1 al mondo, Edward Gal, che sarà presente qui con delle esibizioni incredibili. Dunque siamo davvero molto soddisfatti per il grande lavoro che abbiamo fatto, ma anche per l'afflusso che è iniziato subito. Questa mattina aperti i cancelli, c'è tanta voglia di Fiera Cavalli, evidentemente noi siamo qui davvero per dare il massimo. Adesso siamo in fase di avvicinamento a Vinitaly con tutte le nostre tappe estere che sono utili e servono per promuovere il vino italiano, per accompagnare le cantine nella loro promozione, ma anche allo stesso tempo per prendere contatti con nuovi buyer da portare poi a Verona. Dunque siamo in Asia, saremo in Sud America, di nuovo negli Stati Uniti, in diversi paesi del mondo, i più importanti per quello che riguarda proprio questo mercato, un avvicinamento che ci porterà poi a Vinitaly il prossimo anno, come ogni anno, a dare il massimo a sostegno di tutto questo settore che Verona rappresenta, con la fiera più importante al mondo del vino italiano proprio qui a Verona.